questo lo possiamo dire con tranquillità perché i dati della piovosità ci dicono che siamo ai livelli di Vaia o dell'alluvione un po' di meno, ma sempre alti dell'alluvione 2010. Però Vicenza non va sott'acqua perché le opere che sono state fatte sono servite. Noi fondamentalmente abbiamo assolutamente invasato almeno 3 milioni di metri cubi d'acqua che altrimenti oggi ci ritroveremo in giro per Vicenza. 3 milioni di metri cubi vuol dire 3 milioni di metri quadrati con 1 metro d'acqua. Abbiamo messo a terra quasi 600 milioni di euro di opere. Io ho fatto un piano da 2 miliardi e 7, quindi abbiamo realizzato anche molte altre opere che non sono magari visibili ma sono strategiche, che so, gli argini, i muretti fatti a Soave, piuttosto a contenimento del Tramigna, piuttosto che per il fiume Bisato o altro. Dico che abbiamo realizzato, o meglio, messo a terra 23 bacini di laminazione, grandi bacini, 13 abbiamo realizzati, ad esempio quelli su Vicenza, Caldogno che invasa 3 milioni di metri cubi, l'Orolo che ne invasa 1 milione di metri cubi, Viale Diaz che non abbiamo utilizzato nonostante l'alluvione perché non serviva, non è servito, e quindi direi che possiamo dire con chiarezza che se si fanno opere i risultati si vedono. Opere diciamo pronte almeno 1 miliardo di euro, il Veneto ormai si è attestato come la regione che ha messo a terra un modello unico nel suo genere già dal 2010 con la prima alluvione, abbiamo dimostrato che le opere se si fanno servono, non sono inutili e soprattutto prevengono un sacco di danni perché oggi noi faremo una conta di danni che sarà infinitesimale rispetto al disastro che avremmo avuto ad esempio a Vicenza. Il miliardo serve anche per la manutenzione perché sono anche opere di continua manutenzione? No, guarda, il miliardo serve per realizzare opere, per le manutenzioni poi ci servono altre risorse. Il miliardo serve per realizzare grandi opere importanti e opere che possono veramente servire grandi bacini. Insomma, il modello che abbiamo praticato e che si vede oggi a Falange Macedone, ad esempio su Vicenza, dà i risultati sperati. Invece ce n'è stata tanta, sopra i 1500 metri, c'è un rischio valanghe importante. C'è lo scirocco, quindi anche il mare riceve poco, le temperature si stanno alzando, però siamo fiduciosi. Contiamo che verso fine giornata, insomma nella nottata, si possa anche cominciare ad apprezzare il calo del livello dei fiumi, a meno che non arrivi un fortunale e piova ancora tanto. I fenomeni prevediamo che siano in attenuazione nel corso della giornata fino ad esaurimento in serata, poi dopo ci sarà una pausa, pioverà ancora da domani sera e venerdì, però con precipitazioni molto più contenute rispetto a quelle che ci sono state nelle ultime ore.